Habemus Papa. Un evento di fede e di territorio dalle Dolomiti a Roma, da Canale d'Agordo a Piazza San Pietro, passando per Vittorio Veneto e Venezia, luoghi della sua missione in terra come vescovo e patriarca. Cresce l'attesa per il rito della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, quell'Albino Luciani diventato pontefice per soli 33 giorni, ma entrato nel cuore e nell'anima di milioni di fedeli. Un legame profondo che Antenna 3 racconterà in diretta dalle 10 di domenica, collegandosi con la Natia Canale d'Agordo, dove la comunità si ritroverà in piazza davanti a un maxi schermo, un tutt'uno con Piazza San Pietro. Qui alle 10:30 la petizione per la beatificazione sarà letta da Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno Feltre, sede della causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Paolo I. Uno ha detto coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. Dopo i riti di introduzione, l'atto penitenziale, avrà inizio la beatificazione vera e propria. Sarà Francesco a proclamare Luciani beato. Ci sarà poi lo scambio delle reliquie. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità, Albino Luciani è stato il Papa del sorriso, un sorriso che ancora oggi illumina e dà speranza. Una giornata storica per il Veneto che Antenna 3 racconterà come sempre in diretta da Canale d'Agordo e da Roma. L'appuntamento quindi in diretta a partire dalle ore 10. Non mancate.